Il feretro arriva in Piazza Duomo allo scoccare delle 3 del pomeriggio ad accogliere le spoglie di Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto del Piccolo di Trieste, morto improvvisamente 3 giorni fa in conseguenza di un malore. Decine di colleghi, amici e autorità, civili e militari. Tra i primi ad arrivare il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Una persona con cui si poteva sempre avere un confronto anche da punti di vista diversi ed una correttezza enorme nel svolgere la sua professione. Una grande capacità anche di conoscere e analizzare il territorio del Friuli Venezia Giulia. Lui è veneto, ma aveva interpretato e riusciva a interpretare benissimo quello che era il Friuli e quello che era la Venezia Giulia. Omar Monestier aveva mosso i suoi primi passi dal mondo del giornalismo in una radio locale bellunese, da lì al Gazzettino e poi alla Gazzetta delle Dolomiti, con una progressione di carriera consona al suo spessore. Delicato, discreto, elegante, con la schiena dritta, onesto, pungente, sempre senza paura. Qualità espresse nella pagina delle Beatitudini del Vangelo di Luca, che Don Alex Vascellari legge e approfondisce in una omelia pregna di affetto verso Sara, la moglie, e i figli Benedetta, Tommaso, Giovanni e Giulio. Andare alla ricerca di questa verità e di questa giustizia ci fa gustare qualcosa di veramente profondo. Una determinazione, una professionalità che non fa sconti. Lo sanno bene quanti hanno lavorato sotto Omar, ma che proprio per questo fa crescere, fa realizzare progetti e sogni, sprona a dare il meglio di sé e a puntare in alto. È il figlio Tommaso a prendere per primo la parola, invita a ricordare Omar senza mitizzarlo, e a seguirlo è la sorella Benedetta. Papà cammina sulle mie gambe, cammina su tutte le vostre gambe, ne sono più che consapevole. Papà è in ogni mio gesto, in ogni cosa che penso, che dico, in ogni libro che leggo. Caro papà, mi sono chiesto lungamente perché la mia storia d'amore con te sia finita sulle note del nessun dorma. Non ho una risposta, non l'avrò mai, ma so con tutta me stessa che il tuo ricordo, lei sarà sempre l'opera più bella della mia vita, che vivrà in me ancora e ancora. Ciao papà. Lo strazio della sua dolce Sara e il saluto ad un amore senza confini. I colleghi della grande famiglia del gruppo Gedi si alternano davanti al feretro, lo ricordano, gli promettono di non tradire i suoi insegnamenti, di proseguire lungo il sentiero tracciato con una passione rara. A Belluno, dove prima del suo nuovo incarico in Friuli Venezia Giulia è l'ex caporedattrice Marcella Corrà a richiamare alla memoria il tratto distintivo di Omar Monestier. Io l'ho scritto nei giorni scorsi che proteggeva i suoi giornalisti, no? Anche da parte di chi potesse potere economico, potere politico, potesse, come dire, farsi avanti per bloccare qualcosa. Gli ultimi passi del suo cammino terreno Omar Monestier li ha compiuti sostenuto dalla stima e l'affetto che molte comunità oggi gli hanno riservato.